I comitati del sì non cedono lo scettro, dalla loro quel 66% che si è espresso a favore della divisione tra Venezia e Mestre. Poco importa se alle urne si sia presentato meno del 22% degli elettori e stavolta indirettamente a dargli manforte e numeri alla mano il TAR del Lazio, che ha accolto un altro ricorso, quello proposto dal comitato promotore del referendum sulla messa a gara del servizio di trasporto pubblico di Roma Capitale. In applicazione del principio di legalità ha affermato che l'esito referendario non è soggetto a sbarramenti, nonostante a Roma il quorum fosse previsto al 33,3% e alla consultazione partecipò invece il 16,3% degli aventi diritto. Il parallelismo con quello di Roma c'è sicuramente, perché il principio in base al quale per i referendum consultivi non c'è la necessità del quorum sono gli stessi, sono i principi che abbiamo sollevato nelle questioni di diritto che abbiamo sollevato noi nel ricorso al TAR per la questione del quorum del referendum veneziano. La voce del sì vuole farsi sentire proclamando la propria vittoria anche con l'attesa sentenza del TAR, presentando la cosiddetta istanza di prelievo. Ecco di cosa si tratta. È una questione tecnica, nel senso che ai tribunali amministrativi regionali, quando siamo in un procedimento giudiziario amministrativo, si può chiedere che il TAR fissi l'udienza in anticipo e quindi prelevi il ricorso e fissi la data dell'udienza prima della calendarizzazione ordinaria, che ha dei termini un po' più lunghi. Pesante, pesantissimo l'affondo nei confronti del sindaco e tutta la sua giunta, i cui comportamenti vengono così giudicati. Sono stati assolutamente illegittimi.